Quando è morto Vittorio, quanti campi aveva? 8 campi di terra. Di proprietà sua, di Vittorio. Sua. E 4 di Barba Davide. Erano 12 campi. 12 campi, 4 di Barba Davide. E ora come è stata la divisione? La divisione è stata che quella del Barba Davide e era sua fino a che è morto del era 60 giusto. E gli 8 campi erano divisi 3 mesi al Misiotoni, 3 mesi mi pare, un campo a Isetta, 50.000 franchi e tosi per uomo, e il frate non aveva solo niente che classa tutto a famiglia. No, come? Sì, il frate non aveva solo niente, zio frate. Poche parole che mi pagava a terra a fior di quattrini perché tutti la voia e mi pare che detto no, che vai è qui o che avanti. Tutti li abbiamo buttati su da presso, Battista Tronchini che era mediatore. Noi altri a terra che vendevamo il miglior offerente, perché il Misiotoni che aveva anche detto così. Mi pare che il miglior offerente sono me, perché a terra era da me pare e abbiamo pagato 1.200.000 lire in campo e non avevamo una lira. E chi ti aveva stai? Il nostro prete di Sant'Angelo 7 milioni me ne imprestai. Me ne imprestai perché mi mandai in America gli zia Yolanda, pagato tutte le spese per Misiotoni, mandai in America, gli era morto mio nonna, una lira non c'era famiglia. Pensa, mi personalmente qua che sono qua viva e vegeta, di 11 anni che ho cominciato in piazza e curavamo i radici fino a un botto di notte e 5 di mattina veniva su e marcava un cartino per ciappare una lira, perché non ne avevamo tutti i debiti, tutti, assolutamente tutti i debiti. Posso credere? Scusa una roba, è solo che il prete aveva dato sei in prestito? Ma io dopo mi di subito perché non mi mai, il prete mi sembra assai tranquillamente, tanti anni, finché che mi finì a pagarli, sono importanti a pagare. Quanti anni è andato avanti a pagarlo? Pagavamo il 7% e che mi pagavo tanti anni. Mi ricordo poco prima che morisse il prete, sono andato a portare sono l'interesse e mi cavano 5 carte da me. Ma nell'84? Nell'80? Poco prima, sì. Così Tanti anni, perché dove ci fai di scherzo? Perché mi interessa il 7%, 7%. E il prete dove lo trovai? Io ero benestante, ero da Verona, sua madre. La signora, sua madre, sì, benestante. E Tortima Sofia, era io che erano di sua madre, sua sorella Maria che era a lavorare. Ma aveva prestato tanti, Io penso che l'abbia aiutato i bisi tantissimo, dopo i bisi era sempre là per casa che fa tutti i mestieri. Io li aiutai perché? Aiutai qua a terra, quindi ti sa che ho rigattuto a terra in affitto, era mia sua. Dopo quando Caparone l'aveva venduta, un po' che regà e io che aiutarmi. Non era a piani? A piani, che ha venduto a terra. Ma che me lo avrà dicevo. Che me lo avrà Dio mio misericordia. La fonte principale per pagare i debiti, cos'era? I radici. Ma quanti radici dicevi? Qui radici ti pagai prima di pagare l'interesse e dopo ti scarai. Guarda che mai che ha fatto. Prima ti pagai i debiti. Ma dove dai tu venda lì? Il mercato? Dove eri voi? Il mercato era in Adrio Mura. Ti sa dove era? Dove è il parcheggio adesso? Dove c'è il parcheggio, dopo sono andai in Rio, sono andai qua. Gli era peso. No, guarda, mi vedo lui. Non hai capito che ne sanno? Non era molto caro. Sì o no? Sacco di rullini, gira il manubrio. Ah, con bicicletta? E te dai sai senza permessi particolari? Sì, sono nessun permesso. Chi vuoi andare? Sì, era Tapan che teneva la bicicletta in custodia. Era 150.000 porti, bestemava così sul parlare. Per modo, il suo parlare era, la sua femmina era una santa. Io la bicicletta alla fine uno che devi finire. Se dopo andavamo a vendere a Versi, mi ricordo che andai in piazza. Da via con Versi e portavo a casa tante che era, senza vendere neanche uno. E adesso vai il Pie Versi che tutte le altre robe. E Pie Rosuine che tutto il resto? E beh, Rosuine. Ma cosa vendevi tu? Radici di campo, radici spadoni e radici verduini. Lavoravamo tutto da ottobre fino a maggio, qui radici verduini. E il carretto guardare Caretin, bicicletta. Dopo smontare il caretin del fornaio a Madio, veniva fuori, torre da Madio. Formare il carretto, staccare la bicicletta. Da Bionda. A Treviso, con la bicicletta, pagare le tasse, per quello che aveva da fare. Pare? Io
No. Chi te ne paga le tasse? Sempre messo, dove costo mi pensavo proprio in costo il discorso. Mio padre mi mandava a me. Perché te eri istruttore? No, è fiducia che mi parla. Io ho 12 anni, che volta sono andata a pagare le tasse Gesù bambino. Ho pagato le tasse a San Vito, che è ancora la banca, è esatto lì, Piazza San Vio, che sia ancora, mi pare sì, che sono passati ieri altri. Ieri a casa sono andata a pagare le tasse, Camillo. Aspettavo un'ora, dopo che sono andata a marcare, se tornai indietro, aspetto un'ora, arrivo a pagare le tasse, mi mancava una lira. Sai cosa che dice? Mi ha fatto il conto, una lira. Camminare a casa, tornare indietro, mi mancava una lira. Non mi piace. Cancani. Guarda, delle volte che vedo sto spreco, sta cattiveria, butta qua, Dio mio, mina tosetta crua. Tosetta, ormai ero grande, ero anche temprano, ero anche 15-16 anni. Un'ora di fila, arrivo là, conto, niente, mi manca una lira. Ma e tasse cosa pagai? Della terra, cioè paghiamo le tasse, ma pagare le tasse, ma tanti schemi paghiamo, la terra nostra, no altri. Possiamo pagare le tasse ancora quando venire, c'è 48, 9. Appena da via mi sono sono andata in giro per il mondo, mio padre mi mandava a me, qualche volta andai io, ma quindi era da pagare ogni 2 mesi le tasse, pagavo le tasse ogni 2 mesi, sì, a rata, bimestrali. È stata una lotta, insomma, che a terra malefica. Guarda, delle volte, adesso, guarda, l'altro dì, solo per rispetto dei video che sono fatti dei vecchi, di chi che l'ha lavorato, bisogna rispettarla.